Sì, ispettore, Piccadilly numero 23. È morto. È stata una disgrazia. Vengo subito. Andiamo. Ma Ciccio Volpes e il dottor Frankson sono più veloci della polizia. Una cosa terribile. Ferme tutte! E nessuno si muova! E lei giù la maschera! Frankson, dov'è la vittima? Non c'è. E dove è andata? L'hanno portata via. Mi dica come sono andati i fatti. Stavo dando lezioni di canto. 1, 2, 3, 4. Oh, mia figlia! Oh, mio padre! Mia figlia! Silenzio! Silenzio! Continui. Ecco, il mio collega, la vittima, si era appena seduto all'arpa, quando all'improvviso za! Za za! Za! Za za! Za! L'assassino! 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 Basta! In che rapporti eravate con la vittima? Era mio padre. Era suo padre! Non era sua figlia! Era suo padre! Non era sua figlia! Basta, oltretutto è anche stonato. Come si permette? Adesso le faccio vedere io! Mi accompagna all'arpa! No! All'arpa no! All'arpa se ne parte il marinaio! No! All'arpa no! No! Dal suo terrore deduco che lei è l'assassino. Ah, ecco! La vittima è rimasta fulminata perché lei ha collegato l'arpa alla corrente elettrica. Assassino elettricista! Ancora voi! Questa volta però! Bababu bababu babu babu! Però, nonostante la galera, hai sempre una buona cera. Una buona cera! Ottima direi! O cera Grey! Poche gocce di cera Grey e in 3 secondi i pavimenti sono lavati e risplendono. Cera Grey autolava e autolucida contemporaneamente i pavimenti, perché potenziata con G008 ai siliconi. Respinge la polvere, non si scivola e con cera Grey ci si rispecchia. Ed ora un'occasione eccezionale. Acquistando un barattolo di cera, una speciale offerta. Una bombola del nuovo deodorante Grey, medicato e balsamico. Una buona occasione? Ottima direi. Cera più deodorante Grey.